Buongiorno Montanari, oggi inizia la tappa numero 2, appena lasciato il rifugio Sonforca, dormito bene, mangiato bene, bel posto. È un po' tardi, sono le 7:40, speravo di partire un po' prima, però vabbè, è andata così, non importa. Allora, oggi speriamo bene per il tempo perché le previsioni non sono tanto belle. Adesso c'è un bel cielo, ma nel pomeriggio dovrebbe arrivare una perturbazione. Speriamo. Ora scenderò verso Passo Tre Croci, risalirò verso il lago del Sorapis, poi scenderò di nuovo a Fedara Vecchia e quindi salirò verso il rifugio Città di Carpi, dove mi fermerò. Niente, allora io intanto cammino, vado avanti e noi ci vediamo più tardi. A dopo Montanari. Allora amici montanari, scesi dal 203, siamo arrivati a Passo Tre Croci, tratto veramente facile, si fa in poco tempo e da qui si prende il 215 e si sale verso il rifugio Vandelli e quindi il lago del Sorapis. So già che questo sarà un tratto molto trafficato, è una delle zone più battute delle Dolomiti e qui ci viene su veramente di tutto. Speriamo di trovare pochi merenderos. A dopo montanari! Allora amici montanari, sto scendendo dal Sorapis, il lago come sempre è bellissimo e molto affollato. Adesso sono sul 217 che mi porterà a Fedara Vecchia dove c'è l'ex albergo Cristallo. Da lì il sentiero continua salendo verso il rifugio Città di Carpi. Vediamo come sono messo quando arrivo giù perché non sono granché in forma. La gamba di cui vi parlavo stamattina mi fa ancora più male e sì, insomma, un po' di nausea, non sono proprio messo bene. Vediamo come sono giù, poi decideremo da farsi. A dopo montanari. Allora amici montanari, sono sul 217, sceso dal Sorapis, ormai sono sul tratto di forestale che arriva fino a Fedara Vecchia, manca veramente poco.
Fino a qui questo sentiero è bello ripido, tira bene, ci sono dei gradoni, bisogna stare un attimino attenti, però sì, è bello ripido. Vi lascio qui in alto nelle schede il video che ho fatto su questo sentiero qualche mese fa e devo dirvi che abbiamo un problema perché mi è partita una gamba. Stamattina avevo un muscolo, un adduttore della gamba destra che mi dava fastidio, era un po' infiammato, già da ieri cominciava a darmi fastidio e adesso basta, è partito del tutto, quindi sto facendo questo pezzo zoppicando praticamente e sento che il dolore sta scendendo verso il ginocchio, quindi temo che arrivato a Fedara Vecchia dovrò dare forfait. Mi rompe un sacco, mi sento un po' ferito nell'orgoglio, ma d'altronde non posso farsi più di tanto. Quindi niente, adesso arrivo a Fedara Vecchia e dopo penso prenderò un autobus che mi porterà a Cortina. Cosa dire? Spero che questo o questi video vi siano piaciuti. Vi lascio alla scheda tecnica di questo tratto e niente, noi ci vediamo più tardi per i saluti finali. A dopo Montanari. La cartografia di riferimento per questa seconda tappa rimane la 03 della Tabacco. Partendo dal rifugio Sonforca si segue il sentiero 203 che scende agevolmente al passo Tre Croci, da dove parte il sentiero 215. La traccia prosegue in direzione sud, inizialmente con scarsa pendenza, per poi guadagnare a dislivello nella seconda metà, dove sono presenti alcuni tratti moderatamente esposti, messi abbondantemente in sicurezza da cavi d'acciaio e ampie scalette. Si giunge quindi al lago del Sorapis e al rifugio Vandelli. Qui si imbocca il sentiero 217 che tra mughi e roccette scende piuttosto ripido per un lungo tratto, portando in Valbona e quindi a Federa Vecchia, dove purtroppo ho dovuto interrompere il mio trekking. La tappa proseguirebbe verso est sul sentiero 1120 con meta il rifugio Città di Carpi. Allora amici montanari, il video termina qui, come anche il mio trekking purtroppo. Spero che vi sia piaciuto nonostante la vergognosa ritirata. Mettete un bel like, commentate qui sotto, condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi lascio come sempre un paio di video che potrebbero interessarvi e il pulsantino per iscrivervi al canale. Ciao montanari, buona montagna a tutti. Porca miseria che male.